tutti col naso all'insù. Questa mattina molti veneziani non capivano che cosa stesse succedendo, tanto che molti, allarmati per il frastuono, hanno chiamato le forze dell'ordine. Poi il mistero si è svelato. Era la scia tricolore della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare che ha colorato il cielo di Venezia. Per Venezia è sempre un grande onore ospitare le Frecce, c'è una bellissima amicizia, ormai è qualche anno che sono un appuntamento importante della nostra città in occasione di alcune celebrazioni importanti come il Salone Nautico, Venezia 1600 o altre iniziative. Le frecce tricolori hanno sfrecciato sopra il ponte di Rialto e la chiesa di San Giorgio Maggiore per segnare il primo appuntamento del percorso in preparazione alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Sono qui a Venezia per girare un importante video promozionale su Milano Cortina per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, in cui Venezia ovviamente ha un ruolo importante perché sarà parte di questo grande triangolo che da Milano arriva a Cortina e si congiunge con Venezia. Riprese che saranno trasmesse nel corso della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Pechino di prossima apertura. Le Dolomiti, e più precisamente Cortina, saranno sede dello sci alpino femminile e delle discipline di bob skeleton e slittino. Le gare olimpiche si svolgeranno tra il 6 e il 22 febbraio 2026.